Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Nel 77, quando uscì questo pezzo di Amanda Lear, il nostro disco start di stasera, Tomorrow, Beppe Grillo, che allora faceva il comico e faceva anche molto ridere, fece questa osservazione in un programma di Pippo Baudo, credo Secondo Voi, e disse questa cosa: è una cosa pazzesca, se venisse da me Amanda Lear e mi dicesse volevo rendezvous tomorrow, e io mi farei accompagnare da 4 carabinieri in assettanti sommossa. Ecco,
effettivamente era un po' inquietante lo stile, ma è un gran pezzo davvero. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e cominciamo subito questa nostra trasmissione di questo lunedì 16 di ottobre 2023. Sono da poco passate le 18:11. 45 anni fa l'elezione, più o meno in questi minuti, del primo papa polacco, il primo papa straniero dopo oltre 450 anni, Karol Wojtyła. Quanto ci manchi, caro Karol. E cominciamo la trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vicina, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia. Sì, infatti Raul da Cesano Maderno, immenso, arriva subito. Ciao Antonino, buonasera a te fratello. Ora che ho finito di comporre il mio impianto hi-fi in casa non hai idea di come, però sei un maiale, cioè tu hai fatto l'impianto hi-fi e non mi dici la configurazione. Questo mi stai facendo un torto. Dai, mandami un'altra zappa e dimmi che ci hai messo. Non hai idea di come rimbomba Mandalir tra le mura. I vicini mi prenderanno per pazzo. Long live to rock, ma pure la disco music, ragazzi. Mio caro, noi discotecomani siamo gente di livello. A proposito, buon compleanno a Pino Scotto, uno che il rock in Italia l'ha fatto per davvero e continua a farlo. Orbene, or comincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto in loco, ove violento pianto mi percuote. Mentre naturalmente gli ingranaggi della storia continuano a girare indifferenti, e tra poco vi diamo anche un aggiornamento, perché ora viene fuori che gli ostaggi a Gaza non sono 120 ma sono 199, ne hanno informato le famiglie. Adesso la BBC batte questa notizia. Hamas accusa nuovi raid aerei sulle città israeliane. Nelle ultime ore l'ala armata del gruppo militante palestinese Hamas, scrive la BBC, ha dichiarato di essere responsabile per aver inviato una barriera di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Quest'oggi, in una dichiarazione, le brigate Al-Qassam hanno annunciato che i loro ultimi attacchi sono stati in risposta al fatto che Israele avrebbe colpito dei civili. La corrispondente della BBC, la collega Yolande Knell, ha detto di essersi ritrovata nel rifugio a Gerusalemme dopo aver sentito le sirene d'allarme antiaereo che sono suonate a sorpresa. E ha detto: il nostro ufficio della BBC, peraltro molto affollato, ha dovuto scappare nella cosiddetta safe room, la stanza sicura, il bunker, insomma, che deve esserci nelle case, negli edifici israeliani. Se questo non c'è, ci si raccoglie nella tromba delle scale, nel momento in cui le sirene si sono spente. L'Iran per la terza volta negli ultimi giorni, ieri notte tra l'altro ha minacciato anche gli Stati Uniti d'America. L'Iran ha appena parlato alle 17:56, sempre BBC World Service, il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha avvisato che la possibilità della guerra tra Israele e Hamas, la possibilità che questa guerra si allarghi ad altri fronti, sta raggiungendo il punto di non ritorno. In una dichiarazione postata su X, quello che era Twitter, ha dichiarato che sta finendo il tempo delle soluzioni politiche e ha accusato Israele di crimini e assassini in Gaza. Ha anche scritto, il ministro degli esteri iraniano: ho parlato con le mie controparti di Malesia, Pakistan, Tunisia, ho sottolineato il bisogno di fermare immediatamente i crimini sionisti e gli assassini a Gaza e di inviare aiuti umanitari. Ho sottolineato che sta finendo il tempo per le soluzioni politiche, è possibile che si stia raggiungendo il punto di non ritorno dell'allargamento della guerra su altri fronti.
E noi in tutto questo? E noi in tutto questo continuiamo ad avere il problema dell'immigrazione. Ma attenzione, non tutti quelli che vengono perché ci vogliono bene. Ne ho parlato con Fabio Amendolara, valentissimo collega della Verità. Voglio salutare e augurare buon lavoro al nostro Giulio Cesare Carnelli, il condottiero. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti sui giudici che bypassano il decreto Cutro e su quelli che stanno arrivando, che non tutti vogliono bene né all'Italia né tantomeno all'Occidente. 346 642 7756. Vai Giulio Cesare. E allora stasera a Zoom io ho il piacere di ritrovare un amico, oltre che un bravissimo collega, è Fabio Amendolara della Verità. Caro Fabio, tu questa settimana sei stato attivo su Panorama e sulla Verità in tema di immigrazione. E registro due cose che con la tua consueta precisione hai registrato tu. Allora, la prima è che naturalmente continua il problema giuridico, perché in questo paese abbiamo scoperto che alcuni giudici se ne fottono di quello che il governo decide in tema di immigrazione e decreta in tema di immigrazione, mentre dall'altro lato il problema è che il controllo delle frontiere diventa ancora più urgente in questa situazione. Allora diciamocelo chiaro chiaro, almeno noi due. Qui noi rischiamo davvero che qualcuno scappi da Gaza e venga a farsi esplodere in Italia, o è già arrivato da tempo? Ma questo non lo escludono assolutamente dai nostri servizi di intelligence, lo prova l'allerta, diciamo lo stato d'allerta che è stato innalzato subito dopo, diciamo, le vicende di Gaza. Quindi c'è il rischio, già lo segnalavano da tempo nell'ultima relazione al Parlamento, già l'intelligence aveva aperto un focus sulla situazione in Palestina, quindi diciamo così che le tensioni erano state registrate ed erano anche ampiamente previste. Quello che mi preoccupa maggiormente invece è il fronte interno nostro, cioè la magistratura, perché il governo si è affrettato e affannato a fornire dei nuovi strumenti, diciamo così, giuridici e legislativi per cercare di contrastare il fenomeno migratorio sotto l'aspetto, diciamo, più pericoloso. Quindi espulsioni, abbiamo visto quando non funzionano le espulsioni, il caso limite qual è? È Rovereto, l'africano che ammazza di botte la pensionata, che poi si scopre è rimasto in Italia perché ci sono state una serie di sottovalutazioni, ma anche dei cavilli legislativi che glielo hanno permesso. Ora il governo interviene, diciamo, su questo aspetto, ma siccome una magistratura particolarmente ideologizzata non sembra, come dire, sembra approvare diciamo, alcuni aspetti del decreto Cutro, tutti i provvedimenti che stanno prendendo i questori nelle ultime ore puntualmente vengono cassati, e la magistratura legiferi, diciamo così, è provato sotto tantissimi aspetti che legiferi a livello ideologico, non ultimo il caso del cambio di sesso. La settimana scorsa abbiamo scoperto che il Tribunale di Campobasso, rifacendosi a una sentenza precedente del Tribunale di Trapani e a una sentenza della Corte di Cassazione del 2015, l'unica di segno contrario, dopo anni di sentenze invece tutte dello stesso tipo, e mi spiego, viene approvato il cambio di sesso una persona transgender all'anagrafe. Il giudice dispone il cambio di sesso all'anagrafe senza l'operazione, diciamo, chirurgica,
che era l'aspetto considerato fino a quel momento fondamentale. Quindi per anni e anni e anni, da quando è stata creata questa legge, per scambiare sesso all'anagrafe bisognava sottoporsi all'operazione chirurgica. L'unica sentenza del 2015 che ha consentito il contrario ora è diventata giurisprudenza, quindi hanno legiferato praticamente i giudici, si rifanno tutti ora a quella sentenza della Cassazione, è diventato semplicissimo cambiare sesso. Si rivolge al giudice, si fa un colloquio, il giudice, se si accorge che la persona si sente bene nei panni dell'altro sesso, approva il cambio di sesso all'anagrafe, con tutto quello che poi ne consegue. Quindi c'è una magistratura ideologizzata che si muove in modo forte e che prende decisioni contro, e fa politica praticamente con le decisioni che prende, con i fatti, nei fatti. Il caso di Cutro, del decreto Cutro, ne è l'esempio, insomma. Ma come si pone rimedio a una situazione del genere? Perché non è che qui ci può essere un potere antagonista di quello legislativo, non compete al potere giudiziario legiferare. E i poteri sono andati in confusione, purtroppo c'è un gravissimo cortocircuito, una pericolosa deriva. Per questo è necessaria la riforma della giustizia, una riforma seria della giustizia. Sì, decisamente. Decisamente a questo punto serve intanto la separazione delle carriere, e poi c'è da riflettere anche su quanto riguarda l'attività dei magistrati. Addirittura in Cose di Cosa Nostra, lo ricorderai, Falcone ricordava Calamandrei quando pensava all'idea, e stiamo parlando di Calamandrei, quindi non di un pericoloso fascistone, pensava all'idea di un pubblico ministero che prendesse eventualmente ordini o direttive comunque operative dal Parlamento. Però certo, io vedo sempre più una deriva che si distacca da Calamandrei e va verso il dipietrismo, diciamo. sì, anche troppo, e francamente dopo 30 anni di Mani Pulite, con tutto il disastro che ha causato, sarebbe ora anche di chiuderla questa storia, e sarebbe anche il caso di non esaltarla come grande momento palingenetico dell'Italia, perché mi pare che non ha portato non mi pare abbia portato delle novità positive. Senti, ma ti volevo dire questo, Fabio, in tema invece di controllo dell'immigrazione, mentre qui si fanno storie e storielle, nel frattempo gli americani muovono la portaerei Ford verso Israele, stanno arrivando anche 2 navi della Marina Militare inglese, più degli aerei spia britannici. E noi però ci ritroviamo l'Algeria che si schiera a favore di Hamas, l'Algeria, dopo che abbiamo cercato rapporti con loro, dopo che si parla sempre più del piano Mattei e così via. C'è qualcosa da rivedere secondo te nella nostra politica estera? Ma io credo che, insomma, la storia ce lo insegna, anche quando ci sono stati gravi conflitti sotto l'aspetto, diciamo, politico e ideologico, poi sotto l'aspetto economico, mi riferisco soprattutto alle fonti energetiche, ovviamente qualche riflesso lo si subisce, però sono due cose che viaggiano su 2 binari differenti. Voglio dire, se i conflitti scoppiano per l'energia, allora è un altro discorso. Se i conflitti scoppiano in questo caso, per questioni diciamo annote di controllo territoriale, di sovranismo e quant'altro, ecco, allora diciamo, non sempre le politiche energetiche poi vengono condizionate. Quindi a mio avviso schierarsi dall'Algeria con Hamas non hanno dato influire sul rapporto che abbiamo stabilito sull'approvvigionamento di gas, almeno finché le schermaglie si fermino su queste posizioni. Poi se
conflitto, speriamo di no, ma se dovesse allargarsi con la partecipazione diretta di altri protagonisti, allora potrebbero cambiare poi gli scenari anche sull'altro fronte. Certo. Senti, visto che l'Italia, visto che l'Europa continua a fare parole in tema di immigrazione, che cosa potrebbe e dovrebbe fare l'Italia vista la situazione attuale? Ma l'Italia sta spingendo ormai da quando si è insediato il governo Meloni, sta spingendo anche in modo forte in Europa, ovviamente qualcosa potrebbe cambiare con il rinnovo del Parlamento europeo. Anche lì vediamo che si stanno tessendo nuove alleanze perché potrebbero ribaltare, diciamo, questo tendere molto forte in questo momento verso delle politiche troppo di sinistra. Se dovesse cambiare lo scenario del Parlamento europeo, allora ovviamente tutte le istanze che sta avanzando l'Italia potrebbero essere accolte in un modo diverso, potrebbero trovare terreno molto più fermo. Certo, saranno 8 mesi di lunga attesa e in 8 mesi chissà che cosa succederà nel frattempo. Avremo altri 30-40 mila immigrati entrati sul territorio italiano. Bellissimo, proprio quello che ci voleva, soprattutto in questa presente situazione politica. Fabio, senti, io vorrei chiudere con una nota di carattere personale. Sbaglio o è uscito il tuo libro su Elisa Claps? Sì, siamo in uscita in realtà, lo stiamo già promuovendo, però ancora in tipografia, manca qualche giorno. Bene, molto bene. Allora avremo modo di ritrovarci presto anche su questa storia così drammatica e così misteriosa che francamente ancora oggi suscita non pochi interrogativi. Fabio, grazie ancora. Un'ultima cosa, che cosa ci aspettiamo, che cosa ci possiamo aspettare per questa settimana che si apre? Ma io credo che tutta la stampa rimarrà concentrata su Hamas e Israele. Quello è il fronte mediatico più ampio, ma anche le decisioni diciamo politiche collegate al conflitto che riguardano l'Italia terranno banco, quindi diciamo il grosso è concentrato lì. Ovviamente il bel tempo che ci sta accompagnando in questi giorni nel sud Italia favorirà ancora diciamo gli flussi migratori, e immagino che tra ONG e sbarchi autonomi anche quello dovrebbe essere un fronte abbastanza caldo, almeno finché il bel tempo regge. Più o meno mi sembra questo il quadro. Vedo ancora qualche notizia che forse meritava di essere trattata con un certo risalto, nascosta dai principali media, oppure i giornali diciamo progressisti si sono schierati a difesa anche senza aver letto diciamo un solo atto giudiziario, ma per simpatie verso i personaggi diciamo finiti nell'indagine. C'è un'inchiesta che proviene da Genova e che colpisce diciamo così uno dei moralizzatori nel Consiglio regionale genovese, nonché famoso giornalista inviato italiano dei giornali progressisti, e colpisce la moglie. In realtà lui viene sempre soltanto lambito, e che è diciamo una storia molto di attualità, perché si parla quasi quotidianamente dell'amministrazione di sostegno e delle
degli anziani che vengono circuiti. Questo è proprio un caso esemplare, ce lo racconta la procura di Genova, il GIP di Genova, e però sta passando molto in sordina. Insomma, sarà una settimana abbastanza preoccupante. Bene. E noi saremo qui a raccontarla, Fabio. Grazie al tuo tempo. Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. E anche noi, come i giganti, non abbiamo paura della bomba atomica. L'anno era il 1966 ed era piena guerra fredda, vi vorrei ricordare. Andavamo a dormire tutte le notti con i missili russi, anzi sovietici, puntati sulle città dell'Occidente, e con i missili americani atomici puntati sulle città del blocco del patto di Varsavia. Come vedete, nihil subsole novi. 346-642-7756 0292947222. Abbiamo il tempo di prendere un paio di telefonate. Intanto grazie Raul per avermi indicato il tuo bellissimo setup. Allora, pensate che cosa si spara Raul per ascoltare questa radio: amplificatore Marantz, e io qui ho tutta una serie di nostalgie anni 80, giradischi vintage Pioneer, coppia di diffusori sempre Pioneer anni 80 a 60 watt. Dimmi che sono di meraviglioso legno. Ah, i diffusori di legno, parliamone. Più ovviamente ricevitore Bluetooth per ascoltare Radio Libertà con l'app del telefono. Beh, certo. Sembra che tu sia seduto nel mio salotto a fare la trasmissione. E vabbè, prima o poi, se mi inviti, vengo a farla da casa tua la trasmissione a sto punto. E che diamine, tanto voglio dire, la radio è fatta per andare in giro. Se mi inviti vengo, se non mi inviti io me ne sto qua che non mi imbuco alle feste altrui. 029294 7222 se volete intervenire, oppure 346 642 7756 per le vostre zappe o WhatsApp. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, Antonino, Mauro da Reggio. Maestro, ben trovato. Due fresche Dai. che ho sentito mezz'ora fa. Il fondo americano ha già presentato l'offerta per acquisire quello che rimane di TIM, no?
e presenterà entro 20 giorni anche l'acquisizione di Sparco, quindi di tutta la rete dei cavi. E già quella è una delle ultime cose che abbiamo, speriamo che Vivendi non l'accetti, così almeno rimane fermo. Poi ce n'è una che è ancora migliore della Commissione europea, ha deliberato e ha deciso che nel 2024 non venga più piantato grano duro o mais in tutta l'Italia, perché dice che rovina la diversità biologica, per cui bisogna stare fermi, senza grano duro e senza mais. Pensa che Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia fanno il 95% di quello. Io non so dove diavolo vogliono andare a finire, vedremo come, se lo sentisse Lorenzo e l'avrà sentita, chissà come l'ha presa. Ciao. Ciao, Lorenzo sarà infatti a Bruxelles domani o mercoledì, ora non mi ricordo bene, e sarà però in trasmissione da noi. Ma a me fa francamente ridere una cosa del genere. Cioè, abbiamo coltivato grano duro per generazioni e per secoli, ma chi se ne frega dell'Unione Europea, di questa Unione Europea di sinistra. Per questo bisogna andare a votare il 9 di giugno, lo vedete perché? Per questo motivo. Perché se no, mattina del 10, chi viene e dice, ah no, io non ho votato per protesta, muto, perché vuol dire che semplicemente tu hai detto a me va bene quello che sceglieranno gli altri. E se gli altri sceglieranno il cappotto termico, il motore elettrico, la fine del motore endotermico e quindi la distruzione di tutto l'automotive di questo paese che ha scritto pagine luminose nella storia dello sport, nonché della tecnologia. Se vorrete le follie green, quindi niente nucleare, niente cose, allora vorrà dire che l'avrete voluto voi e che vi sarà stato bene. Voi che non avrete voluto aprire bocca andando a votare. Ricordatevelo. Ermanno, parlate sempre di clandestini e sbarchi. Ricordo che il governo nel mese di luglio, se non sbaglio, ha emanato decreto flussi di circa 500.000 persone, no, tu usi un altro termine, per lavoratori regolari. Ermanno, guarda, da dietro il cellulare siamo tutti bravi a spiegare agli altri com'è che dobbiamo fare il nostro mestiere. Io non stavo parlando sempre di clandestini e di sbarchi, mi pare che questo sia un programma alquanto variegato. Io ne parlavo in relazione anche al fatto che magari tanti di quelli che stanno arrivando in questo frangente storico non sono né amici tuoi né amici miei, né tantomeno amici dell'Occidente. E c'è questo rischio concreto. Anche perché mi pare che lo stesso ministro della difesa Guido Crosetto abbia detto queste cose. Chissà, forse Crosetto parla pure lui tutti i giorni di sbarchi e di migranti. Vabbè, allora c'è un'altra telefonata? No, niente? Benissimo, perfetto. Allora adesso io cedo la parola e do il benvenuto, perché in mezzo a questo buio c'è per fortuna chi tiene una luce accesa messa sul moggio, ed è Suad Sbai. Suad, buonasera e ben trovata. Buonasera a tutti. Allora, Suad, senti, naturalmente con te ragioniamo di questa situazione che si sta creando, perché tu l'altro giorno su X, quello che era Twitter, facevi una riflessione che io condivido. Guardate che Hamas non è che ha amici soltanto nel mondo arabo, ne ha pure in Occidente e probabilmente anche in questo paese. E io temo che siano tanti di quelli che dicono sì, vabbè, però, e hanno sgozzato i neonati, gli hanno dato fuoco, però. Aggiungerei anche un'altra cosa. In questo momento, a maggior ragione, è necessario chiarire per bene, insomma, la posizione un po' di tutti. Io l'altro giorno leggevo l'intervista alla presidente della comunità ebraica romana, Noemi Di Segni, la quale diceva che l'unica lettera che ha ricevuto dal mondo arabo di solidarietà per la Palestina è venuta da un nostro comune amico che conosci pure tu, cioè dall'imam Yahya Pallavicini, che è il capo, come tu sai, della Coreis italiana. Ecco, ma qui che sta succedendo, Suad? Che dobbiamo fare? Che cosa accade e che cosa si può fare? Ci siamo svegliati con una guerra, tutto qua. È una guerra
finito la pandemia, il dramma della pandemia, siamo passati a un'altra guerra che è la Russia e l'Ucraina, non finita, siamo passati a un'altra guerra. Adesso vediamo dopo questa che cosa ci sarà, se ci saremo, perché una guerra, questa è una guerra importante, secondo me merita molta attenzione. Adesso, a prescindere chi fa manda le condoglianze prima o dopo, non è quello. Il rapporto che uno ha direttamente anche con la comunità ebraica è storico, anche proprio con noi, ma io proprio anche prima di arrivare in Italia, perciò sì, però non ci dobbiamo aspettare nulla. C'è qui un Hamas che ha attaccato Israele in questo modo, io direi criminale, perché intanto la domanda è anche sempre il perché vuole comunque scalzare al Fatah, un altro gruppo che insomma ci servirebbero 4 ore a parlare di chi sono il Fatah, ma anche Hamas, perché non tutti conoscono veramente chi è Hamas, chi è Hezbollah, cioè solo chi si occupa, e noi in questa trasmissione l'abbiamo trattato veramente tantissime volte. Il Fatah anche perché proprio scalzare il Fatah è per controllare il controllo della Cisgiordania e diventare così l'interlocutore della popolazione palestinese di Gaza, da Gaza fino alla Cisgiordania. Esatto. E non dimentichiamo che Hamas è sostenuta, fammelo dire, consigliata, finanziata dall'Iran. Poi parliamo anche di altri paesi, se vogliamo, se non disturba qualcuno, perché qui di questi paesi, se parliamo, c'è sempre qualcuno, come dicevi te, che dice ma quel ma che secondo me ancora va analizzato. Poi veramente vorrei ricordare, e ne abbiamo parlato qualche anno fa, no? Nel Medio Oriente con Israele c'è stata la firma dell'accordo, no? Di Abramo, ti ricordi Certo, l'aveva fatto Trump. accordo di Abramo, e si è creato con questo accordo, si è creato un fronte anti-iraniano molto rilevante, e anche questo pochi fanno questa analisi, perché si sono svegliati adesso, c'è un motivo. Questo intanto accordo è firmato da Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Marocco, che ormai ha aperto anche le ambasciate in Israele, il Sudan. A questo potremmo aggiungere anche la Giordania, anche paese che da decenni che vive grazie alla volontà di Israele e Egitto, che ha firmato a sua volta questo trattato di pace con Israele nel 79. Ci sono state tante conseguenze, però c'è questo accordo, c'è stato questo accordo. Questi paesi sono arabi musulmani che si stringono ad Israele, come dicevo prima, in funzione anti-iraniana, e c'è un motivo, no? Che sappiamo tutti. E poi tutto questo fa molto paura all'Iran, perché poi è circondata Israele, Arabia Saudita, alcuni paesi arabi, l'Egitto, Marocco, sono tanti paesi e paesi musulmani, paesi musulmani. L'Iran non lo è paese musulmano sì, però non è un paese arabo, è un paese comunque persiano, è di religione musulmana ma sciita. Ecco, qui vorrei arrivare. Qui c'è una guerra tra Islam e altro Islam, cioè contro Israele, cioè c'è un Islam sunnita che si stava unendo ad Israele
sarebbe stata oggi non importante di più, anche se l'accordo con l'Arabia Saudita questi giorni è stato congelato per i motivi che sappiamo. E questo capite bene che Iran, per evitare questo isolamento. L'Iran, mi sentite? Sì, perfettamente. E per compattare quell'ala che ha quella di Hezbollah. Vediamo anche il Libano, perché nessuno si ricorda dell'esplosione in Libano, ne abbiamo parlato, un'esplosione strana, ha distrutto il mezzo Libano, va bene, esplosione, però lì è stata una cosa molto forte. Anche il Libano è sotto ostaggio, come lo siamo oggi tutti noi, lo siamo ostaggi del Hamas, del Hezbollah, dell'Iran e chi li finanzia, lo sono anche i paesi arabi. Oggi guai a un paese arabo che si dissocia dal fatto, no, della Palestina. Lo bombarderebbero il giorno dopo. Cioè, il problema è anche un altro, che leggendo un pochino qualche stampa araba, qualcuno lo dice anche a alta voce, altri paesi ambigui, amici nostri, facciamolo piano, non diciamo i nomi piano, così non ci sente nessuno. Il Qatar finanzia e ha rapporti con tutti, anche con gli Stati Uniti, con noi, con l'Occidente, ma non dimentichiamo di dire una sola cosa: con l'Iran, più grande gasdotto al mondo, e poi è l'unica monarchia, del Golfo che ha ottimi rapporti con l'Iran, ottimi rapporti, straordinari rapporti con la Turchia, anche di cui anche non dimentichiamo il finanziamento alla fratellanza musulmana, e qui ne abbiamo detto non so quante volte, e il finanziamento, qui vorrei arrivare proprio anche al punto. Queste persone, compresa la Turchia, sono i più grandi finanziatori dei più grandi terroristi del mondo, prima Al-Qaeda, poi Daesh, poi ISIS, che è uguale, dopo Hamas, dopo poi allo stesso tempo Hamas che è sunnita, Hezbollah è sciita, e finanziano tutti. E la domanda mi porge anche spontanea, forse anche a tutti quelli che ci ascoltano, però noi c'è un piccolo dettaglio: noi gli accordi economici, ma importanti anche sul calcio, per carità, sono sponsor, soldi che entrano e tutto, però entra anche altro, entra il terrorismo di matrice islamica, terrorista, feroce. Questo che stiamo vedendo non è altro l'inizio. Qualcuno dice sono svegliati, non è che si sono svegliati, questi hanno avuto il tempo, tanto durante il lockdown, di lavorare, durante la guerra della Russia, hanno continuato, anche mentre stiamo parlando io e te in questo momento. Scusami, ma ce lo siamo sempre privato. E in questo momento stanno continuando, stanno seduti nei grandi hotel dove questi sono gli strumenti di Hamas, e nessuno gli viene la domanda di dire: scusate, perché tutto questo rapporto, perché tutti questi finanziamenti? E diventi strano, si dice questo, finalmente ultimi giorni tutti cominciano a dirlo, perfino i keynesiani. Noi l'abbiamo detto tanto tempo fa, paghiamo le conseguenze, paghiamo perché il Qatar incide anche nella nostra, purtroppo, politica italiana e quella europea,
basta vedere Qatargate, no? Sì. Solo di qualche mese fa, quanti soldi entravano nel cuore dell'Unione Europea e quanti finanziamenti alla sinistra di milioni e milioni di euro. E questa ambiguità che abbiamo anche noi purtroppo, che trattiamo con l'Algeria. Tra un po' ci devono dare del gas per supportare l'inverno, ma l'Algeria quanto è manicata con Hamas, con il Jamal Islamia, con il FIS, con i gruppi terroristi, e questi sono i paesi. E a loro ha dato fastidio il fatto dell'unione di questi musulmani, gruppi, paesi importanti che si stavano alleando a Israele, e diventava, diciamo, sia Doha che l'Iran un po' messi da parte. Purtroppo la guerra della Russia non ha aiutato, perché è là dove si è alzata l'Iran, ha alzato la testa l'Iran, hanno tolto l'embargo, hanno tolto le cose. L'Iran è il paese più criminale, e non è che lo dico io, basta andare a parlare con gli iraniani, come vivono in Iran gli iraniani, come vivono le donne iraniane che vengono appesi nelle varie vie di Teheran. Eppure noi quello non ci importa. Con gli afghani li abbiamo lasciati lì, anche lì le donne sono massacrate, la popolazione, tutti che parlano adesso diritti umani, tutti si strappano le vesti, perfetto, io pure me le strappo, ma le strappo tutti i giorni. Il problema è questo, là dove ci sono i problemi di mancanza di diritti umani bisogna dirlo tutti i giorni, non con la manifestazione guidata e la mia paura finanziata da questo paese per mettere comunque disordine in tutta Europa, e ci sarà non solo, anche in questi paesi che hanno fatto questa alleanza con Israele fino a ieri. Suad, scusa, però una cosa mi viene in mente. Parlano tutti di solidarietà della Palestina, però nessuno si vuole prendere i profughi di Gaza. Nessuno di questi che parlano di solidarietà. Nemmeno l'Iran, che pure nelle ultime 24 ore ha minacciato, alzando tra l'altro tiro e toni, ha minacciato non solo Israele, ma pure gli Stati Uniti addirittura. Hai ragione. Loro mica li vogliono dentro casa. Loro li finanziano, li guidano, e mica li vogliono dentro casa, è questo il fatto. Loro purtroppo nella striscia di Gaza all'interno ci sono questi gruppi che anche gli stessi palestinesi sono ostaggi, sono ostaggi israeliani, sono ostaggi palestinesi, siamo ostaggi tutti noi, È terrorismo jihadista, è un terrorismo spietato, è un terrorismo che non ci tocca tanto da vicino, ma è molto vicino. Non dimentichiamo che i terroristi passavano tutti dall'Italia per andare a attaccare altri paesi europei. Stanno qui, sono delle cellule dormienti, sono delle cellule che quanti ne abbiamo sentiti accoltellamenti, e quello passa e accoltella la gente così, tutti pazzi. Ma quello no, ma è un pazzo. Hanno preso questa via del pazzo per sminuire l'atto terroristico, e non va bene. Il terrorismo va affrontato, va affrontato, intanto vedere da dove arrivano i finanziamenti e perché finanziano questo progetto e quest'altro progetto, e perché il problema è che ogni volta che succede qualche cosa ci facciamo tanto il perché e poi nessuno va a analizzare nemmeno un perché. Suad, ormai mi pare di capire che la stalla ha visto scappare i buoi. Cosa possiamo fare per cercare di tamponare questa situazione, visto e considerato che il conflitto si potrebbe allargare? Io intanto controllerei il territorio europeo prima di tutto, e la Francia lo sta facendo dall'altro ieri. Il ministro dell'interno
del governo francese già ha espulso più di 200 stranieri radicalizzati. Pensa un po', 200 radicalizzati, ma se lo sapevi già che erano radicalizzati, non li potevi cacciare via prima, però oggi lo stanno facendo in questo momento. E poi c'è anche nel registro di queste indagini quasi 20.000 radicalizzati con cittadinanze francese che non li puoi espellere perché sono cittadini, però ecco ci sono, stanno lì, non è manifestazione vanno, perfetto, va, ok, ho visto chi manifesta, perché non si manifesta veramente per quello che subisce anche in tutti i paesi, subiscono il fondamentalismo degli ayatollah, della fratellanza. C'è un'ambiguità, ma ce l'abbiamo un po' tutti. Secondo me la prima cosa da fare, e spero anche il nostro governo, è andare a seppellare proprio un po' tutte le piccole, non più moschee, perché loro hanno anche cambiato atteggiamento, perché la moschea sì nei primi tempi, poi vanno nelle varie case e si radicalizzano all'interno di certe case, che vanno, secondo me, un censimento che non c'è, ma un censimento europeo, un censimento di tutti questi radicalizzati per capire, perché sono scappati, perché nella stampa francese oggi qualcuno è sparito dove? Perché per prepararsi a qualche cosa, non lo so, sparito perché bisogna farsi delle domande e purtroppo se non facciamo questo censimento, la prima cosa secondo me dall'altro ieri andava fatta e vedere un po' chi ci abbiamo e chi non ci abbiamo. Sono arrivati 500.000 persone, non so quanti, dell'Africa subsahariana, ma sappiamo chi sono, perché tra questi possono entrare alcuni personaggi che hanno altre intenzioni. Ma abbiamo i nominativi, sappiamo dove stanno, perché anche quei ragazzi non accompagnati, che per noi sono minori, per voi sono minori, per chi lavora nel questo mestiere non lo sono, la maggior parte, anche lì fare un bel censimento e eventualmente spedire a casa immediatamente quelli che non sono non sono adatti perché sono radicalizzati. Il tema della radicalizzazione è un tema, non è fondamentale, è importante perché questi sono delle mine vaganti che ormai la loro radicalizzazione, io che ho seguito anche nel carcere i radicalizzati, non capiscono più niente, sono dei kamikaze. Punto. Non sanno il perché né si domandano il motivo. Vanno perché qualcuno glielo dice e qualcuno è finanziato da quello con cui noi trattiamo. Esattamente. Suad, senti, siamo in chiusura. Però la luce, sì. Diciamo, il sole risorge sempre, poi vediamo. Io la vedo molto dura ultimamente, l'avevamo avvertito tutti quanti. Io penso che insomma anche un po', non direi coprifuoco, grossa parola, la sera comincerei un po' a controllare la situazione nel nostro paese, nelle nostre città, nelle nostre stazioni, perché questi non possono andare in giro. Qualcuno dirà no, i diritti umani, qui diritti umani, questi non gli frega niente dei diritti umani. Appunto. La tua vita non vale niente, sei un nulla, che basta. Loro portano avanti questo progetto, secondo me, non lo dico io, lo dicono anche esperti di tutto il mondo arabo, ci hanno dato dei segnali e noi abbiamo fatto finta di non seguire. Esattamente. Suad, io ti ringrazio, avremo modo di ritrovarci molto presto. Grazie. Grazie dell'invito
Saluto tutti gli ascoltatori. Grazie a te, un abbraccio grande, ci Grazie. sentiamo presto. Di nuovo. Pausa e poi il banco del mutuo soccorso, lontano da 1983. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto.
quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Le 19.05 di questo lunedì 16 di ottobre 2023, permettete, voglio anche ricordare 80 anni di infamia nazista, perché 80 anni fa i nazisti compivano quell'infamia che è passata alla storia come il rastrellamento del ghetto di Roma. Avete ascoltato il Banco del Mutuo Soccorso, quando già si faceva chiamare banco nel 1983, lontano da Volo via, volo via. Ecco, per un attimo mettiamo da parte discussioni belliche e quant'altro e parliamo di soldi, perché parlare di soldi, vedo qua dei sorrisi che si animano, ora vi dico chi è che c'è con noi. Sono tornate a trovarci le Boga Sisters, cioè nell'ordine, la vedete a sinistra anzi no, sul lato destro del vostro teleschermo o schermo, c'è Kenza Bogasciugara, che come sapete è una consulente finanziaria che già ha calcato le nostre magiche onde a suo tempo. Qui abbiamo momentaneamente, senza il suo consueto spatuni, cioè lo spadone alla Beatrix Kiddo con cui fa fette chiunque. Questa sera abbiamo con noi sua sorella Noemi Bogasciugara, che nella vita fa la brand web designer. Ecco qua. Mi occupo di comunicazione. Allora, noi cominciamo questa nostra conversazione. Intanto vi ringrazio del vostro tempo e della vostra gentilezza, come al solito. Grazie a te. Vorrei cominciare con un aneddoto. C'era un mio amico prete che ogni tanto faceva delle prediche contro il denaro. Un bel giorno fece una tirata, era la messa grande della domenica, fece una bella tirata gridando a voce alta che il denaro era lo sterco del demonio. Ma quello sterco poteva aiutare tanti poveretti, tanti disperati. Alla fine della Santa Messa, mentre la suora rovesciava i cestini dell'offerta, si accorse che quel giorno erano state più generose e commentò: Don, oggi ha cacato. Allora, quando si dice scherzi da prete, perché se te la racconto un prete fa ancora più ridere, giuro, vita vissuta, non mi sto inventando niente. Allora, parliamo di crowdfunding, che nel modo più banale uno potrebbe dire chiedere l'elemosina, invece non è così. No. Crowdfunding è una cosa seria. È una cosa E serissima. raccontateci un po' sto crowdfunding, chi delle due lo vuole raccontare? Noemi, ti vedo lanciata. Vado io? Parti tu, dai. Poi tanto io mi trometto. Sì. Sì, no, allora mi sentite? Sì, vai tranquilla. Ok, no, allora il crowdfunding innanzitutto è diciamo un'invenzione fantastica, perché comunque si tratta più che altro di una sorta di raccolta fondi che viene fatta attraverso delle piattaforme diciamo a cui possono partecipare tutta una serie di finanziatori, da singoli individui a diciamo proprio vere e proprie imprese, cioè quindi è una cosa molto valida secondo me, soprattutto diciamo per chi inizia, nel senso che il crowdfunding si basa non solo sulla parte professionale, cioè quindi magari per aiutare tutta una serie di start-up o attività che iniziano. Può basarsi anche a livello personale, ma anche a livello sociale, cioè quindi per il sociale, per Quindi in tutte queste realtà è un appello che viene rivolto a dei potenziali investitori per portare a termine dei progetti che possono anche essere di utilità sociale. Certo, Giusto? anche perché poi oltretutto, la forza del crowdfunding è basa sulla sensibilità delle persone, no, perché proprio come dice il nome stesso, crowd che è folla, funding finanziamento, diciamo si va a ovviare tutti quei problemi che può avere una persona, un'attività, un'associazione magari anche benefica, e tutte le problematiche a cui possono andare incontro per magari realizzare un certo progetto,
un certo obiettivo, anche perché se si pensa anche solo banalmente a quelle che sono le start-up, se si vuole arrivare a chiedere un finanziamento anche solo nel mondo bancario, ci sono tutta una serie di regolamentazioni che non sono facili da passare, da ottenere. Invece in questo modo una persona ha la possibilità tramite la piattaforma, comunque ce ne sono tantissime, di, diciamo promuovere il proprio progetto e cercare di trovare altre persone che sono disposte a crederci, cioè che è tantissimo, cioè cosa che fino a insomma, fino a parecchio tempo fa non era assolutamente plausibile, anche perché poi in realtà nasce nei primi del '900, però da noi inizia ad avere il boom nel 2018, quindi Sì. neanche tantissimo tempo fa. Io lo trovo una cosa meravigliosa e quindi ci collaboro sempre molto volentieri. Sì, appunto, diciamo che sono la risposta a quei discorsi che ogni tanto si fanno, un po' nostalgici, un po' stizziti e alla fine si conclude: se avessi avuto qualcuno a darmi una mano probabilmente oggi vi parlerei dalla jacuzzi". Ehm, Perché no? Sì, però in realtà, sono a tante le me ne serve persone una extra large però, perché, voi siete di dimensioni standard, a me servirebbe un po' più grande. Kenza, ma a livello operativo questo in cosa si traduce? A livello operativo si traduce che, diciamo, abbiamo diverse tipologie di crowdfunding. Come diceva Noemi, può essere utilizzato a livello personale o un determinato progetto. Per quanto riguarda invece, come si dice, il fundraising, quindi quello legato alle associazioni, comunque opere di bene, benefiche per le quali noi andiamo a effettuare delle raccolte fondi, banalmente quello che avviene nelle associazioni, come può essere anche House Niguarda. Ci sono proprio delle, piattaforme dedicate. Pensa ad esempio alle grosse raccolte che sono state effettuate durante il periodo di Covid, cioè su una piattaforma, come si dice, banalmente solo la Fragna ha tirato su 4.500.000 per quanto riguarda le donazioni al San Raffaele, o Shevchenko quasi 500.000 € per la Croce Rossa per l'Ucraina. Quindi diciamo vengono utilizzate per scopo benefico. Sai che però io sono un consulente finanziario, per cui comunque vado anche un pochino più sul pratico. Aziende startup, Sì. quindi in quei casi sono diciamo tutte, aziende che decidono o di partire, e quindi la classica startup, o di ingrandirsi, magari di, diciamo buttarsi anche su mercati internazionali, ma questo vuol dire comunque avere dei grandi fondi, e ovviare in qualche modo anche quelle che possono essere le logiche del mondo del credito, e semplicemente si tratta di creare un progetto, presentarlo al pubblico e utilizzare queste piattaforme. Ci sono diverse campagne. Quindi la classica campagna, di donazione, quindi trovo da io presento il mio progetto, a te piace il mio progetto, doni, punto e basta. Una campagna di un reward dove io ti presento il mio progetto, tu effettui una donazione, io diciamo ti do una ricompensa. Una campagna lending che può essere: io ti presento il mio progetto, tu mi presti dei soldi e io ti do un tasso di interesse che normalmente è più alto rispetto ai tassi di interesse obbligazionari di mercato. Che è un po' l'evoluzione del concetto di angelo investitore. Esatto, però diciamo quell'angelo investitore viene remunerato un po' di più perché in qualche modo va a rischiare di più, perché magari il mio progetto sulla carta può essere interessante, eccetera, ma non hai delle garanzie da quel punto di vista. O l'ultimo aspetto può essere quello del crowdfunding equity, quindi io ti presento il mio progetto, tu sei interessato, investi, ma con quell'investimento tu compri una quota della mia società, okay? E, diciamo, questi progetti vengono presentati su delle piattaforme, ce ne sono di diverso tipo. In questo momento in Italia ce ne sono 78 e, diciamo anche a livello europeo o a livello mondiale ce ne sono tantissime, si può accedere ovunque. Quindi io posso accedere, tra virgolette, a degli, finanziatori, donatori o investitori italiani, ma come europei o americani, cioè dipende da che tipo di piattaforma utilizzo. E ogni piattaforma ha anche una sua specificità, magari una può essere più dedicata, che ne so, a tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, un'altra può essere più dedicata a tutto ciò che ha a che fare con, l'arte. Ad esempio è stato effettuato una bellissima campagna crowdfunding per
riaprire un museo, quindi è un comune che ha utilizzato questo tipo di diciamo di modalità di raccolta fondi collettiva per, diciamo, un qualcosa che però era a beneficio della collettività, quindi vengono utilizzati oggettivamente per qualsiasi cosa. Prima ci hai raccontato quell'aneddoto bellissimo in chiesa, però Sì, anche in quel modo sono sempre in qualche modo, in maniera ovviamente, più semplice, però la modalità è la stessa, raccolgo dei fondi che magari vanno a beneficio di qualcosa, diciamo, esattamente. per tutti gli altri. Nel momento in cui io carico il mio progetto sulla piattaforma poi, diciamo, ho 2 attori: chi lo sta caricando e quindi, diciamo, ha creato il progetto, e dall'altra parte magari un investitore che decide magari di credere in questo progetto, e quindi, diciamo, ognuno dei 2 ha un ruolo ben distinto e differente. La cosa interessante, diciamo, è abbastanza semplice creare queste campagne. Il difficile qual è? Da una parte capire se quel progetto ha la fattibilità corretta per essere portato sul mercato, e dall'altro raccontarlo, perché non è banale. E Infatti in quindi questa qui parte mi entra interviene in sempre, esatto, ballo perché la non è la mia ragazza del materia, web. non è la mia materia, però diciamo da quel punto di vista raccontare il progetto è l'altra cosa importante. Sì, no, quello effettivamente diventa importante perché, nel senso non ci si basa solo sull'aggiungere il proprio progetto su una piattaforma, ma bisogna lavorarci prima. Mh, Cioè sia a livello finanziario, comunque con magari un consulente per, creare un qualcosa di fattibile. certo. Perché ovviamente, nel senso un qualsiasi progetto deve avere delle fondamenta, ma deve essere anche raccontato. E quindi là entro in gioco io e tutta la parte di comunicazione per far sposare le persone a un determinato È programma, l'arte insomma traguardo. della persuasione. Mh. Infatti Luciana da Udine al 346 642 7756 pone questa domanda: "Posso porre una domanda scomoda? Conoscendo la fantasia dell'uomo, non ci sono rischi di truffe?" Assolutamente sì, infatti per questo ci sono una serie di regole da seguire. Sì, teniamo conto che come si dice, il crowdfunding, non era ancora ben normato. Dall'8 aprile del 2013 è uscito, diciamo, è entrato in vigore un decreto legge che norma proprio completamente il crowdfunding, e tenete conto che, soprattutto la parte equity, quindi quella degli investimenti, dove comunque ci sono anche delle sollecitazioni di investimento, diciamo viene gestita da Consob, per cui ci sono tutta una serie di norme, da seguire, quindi non è che una persona può mettere, su una piattaforma, son tutte piattaforme che sono state autorizzate da Consob a lavorare. Nulla è improvvisato da quel punto di vista, per cui se, diciamo, prima ci poteva essere forse più un rischio da quel punto di vista, attualmente proprio no, cioè nel senso sono proprio piattaforme regolamentate da Consob. Certo. Nessuno si può improvvisare per fare una raccolta e, diciamo, poter, diciamo, tranquillamente raccogliere soldi su una piattaforma qualsiasi o che cosa, no. Ed è tutto completamente trasparente, perché viene garantita la trasparenza sia nei confronti di chi presenta il suo progetto, ma anche nei confronti di chi dona, magari per un'opera benefica, piuttosto che per chi magari dona per dare un prestito, quindi la formula dell'ENI, e dona, o per magari come investitore per quanto riguarda, la parte aziendale, per cui c'è una trasparenza proprio da quel punto di vista, e fai conto che in qualsiasi momento un progetto caricato sulla piattaforma viene aggiornato in tempo reale, quindi da quanti giorni è, diciamo, stato aperto la campagna, quanto sta raccogliendo, ci sono tutti i fogli informativi e tutto, e credo che si va proprio alla base, diciamo, la completa trasparenza per questa tipologia diciamo, di investimento, di modalità di investimento anche differente. Sì, sì, ma infatti esiste il bugiardino di chi presenta il progetto, no, quindi effettivamente in ogni piattaforma, per ogni progetto, c'è proprio diciamo una serie di informative, a cui si può accedere in qualsiasi momento, che ti raccontano, ti parlano, ti testano proprio la persona o l'attività che sta facendo la campagna, quindi E bugiardino. anche in quel caso, da non trascurare il fatto che comunque la trasparenza
ci deve essere anche successivamente. Cioè se io dono dei soldi e quei soldi vengono donati per un determinato tipo di diciamo di causa, successivamente io devo ricevere comunque anche tutta una serie di materiale a supporto e documentazione della destinazione comunque dei miei soldi. Stessa cosa vale per un investitore, che ancora di più, ecco. Quindi, da quel punto di vista andrei abbastanza serena sulla scartando abbastanza l'ipotesi di truffe. 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 346 642 7756 se volete mandarci zappe o WhatsApp, che dir vogliano, sì. Sì, qua siamo molto terragnoli su queste cose. Allora, scherzi a parte, no, io ho provato il magico mondo del crowdfunding 7-8 anni fa, quando facevo la guida al Duomo di Milano, perché ci eravamo messi in testa con un amico di realizzare un libro. Oh, che bello. Che era sul rapporto tra il Duomo e il cibo. Perché il Duomo in realtà riprende anche vari stilemi del cibo nel 500, 600. Poteva essere una guida abbastanza interessante. Mi sono iscritto alla piattaforma di crowdfunding, non siamo stati in grado di fare un video di presentazione, perché eravamo proprio alle prime armi totali. Ci eravamo dati come obiettivo 3.000 euro. Okay. Arrivammo forse a 150 Okay. e infatti i soldi poi sono tornati indietro ai potenziali investitori, e mi rendo conto, sentendovi parlare, che non è che non ha funzionato il crowdfunding, non ha funzionato il modo di farlo sapere agli altri. La comunicazione, perché è la parte più importante, cioè proprio un attimo un planning di pianificazione della comunicazione che deve avvenire prima, diciamo, del lancio del prodotto, molti mesi prima, ci lavori proprio, bisogna lavorarci, e successivamente durante il periodo proprio della campagna. Poi la campagna uno decide per quanto tempo farla durare, potrebbero essere 60, 90 giorni, eccetera. Quello ti determina, diciamo, la buona riuscita di come si dice, di una campagna o meno, da una parte. Dall'altra quello che dicevi tu, qual è un altro aspetto? Perché le campagne, quando tu imposti una campagna, puoi decidere di ti dai un obiettivo, che ne so, 3.000 €, 100.000 €, 1.000.000, puoi decidere di se raccogli tutto, oppure se non raggiungo il diciamo il mio obiettivo, tutto quello che è stato raccolto verrà rimandato, diciamo, a chi ha donato, oppure un'altra che invece è quello che ho raccolto, anche se non ho raggiunto l'obiettivo, comunque lo tengo e, diciamo, inizio a lavorare, magari lo divido in 1 tranche, in 2 tranche, in 3 tranche, perché poi ovviamente dipende da che tipo di importo, no, cioè ci sono magari anche Dal tipo soprattutto di attività che esatto, si dal vuole tipo di portare attività che si avanti. può fare, magari si fanno anche raccolte per magari centinaia di migliaia di euro, per cui si decide di spezzettarlo in diverse tranche, e quella è anche una possibilità che ci può essere, che viene data, Certo. assolutamente. Ecco, voi che cosa state seguendo per ora? Noi al momento stiamo seguendo sia la parte, diciamo quella classica del fundraising, quindi tutte le associazioni che magari vogliono fare delle raccolte fondi, anche diciamo, A livello sempre società benefico in sportivo, questo sempre caso, sì. benefico, startup e società. Quindi sulla parte startup e società, proprio nella creazione e organizzazione, della campagna, quindi anche con, lo studio del progetto, di quello che può essere la piattaforma indicata, perché le piattaforme sono diverse, hanno tutte tipologie diverse, con anche regole e costi diversi, quindi andiamo a capire quale può essere quella più corretta per quel tipo di progetto, capire se il progetto è corretto, perché tante volte abbiamo delle buone idee, ma che probabilmente mancano dei pezzi, devono essere presentati in maniera diversa, e tutta la parte invece di comunicazione, marketing, quello ci pensa direttamente Noemi, diciamo, nel creare lo storytelling e aiutare le persone a innamorarsi di questo progetto. Esattamente, è proprio questo il punto. È proprio questo il punto, e per Sì, questo mi è un state bel sogno, facendo ma bisogna ricordare. investirci del tempo, bisogna Esatto, quella dedicarci. invece fu un'operazione che venne lanciata pronti via. Eravamo convinti che nel giro di 90 giorni, perché ci eravamo dati questa durata, 90 giorni di crowdfunding, avremmo probabilmente raggiunto l'obiettivo. Offrivamo i reward pure noi, quindi a 50 € mi pare che c'era
la citazione nel libro, a 150 una targa, una cosa del genere, a 500 li portavamo a cena. Io t'avrei però donato i 500, sì, sì, con quello anch'io. t'avrei donato Vabbè, va. I Ci 200 possiamo euro sono ritrovare. sotto il lavandino in bagno, cioè qui veramente ma avete mandato in confusione tutte e due. In cooperativa vi siete messe stasera, io non lo so, vabbè. Insomma, come potete vedere, le fregnacce si fanno perché uno non è preparato. Se ci si affida a chi conosce il sistema, chiaramente le cose vanno in maniera nettamente diversa rispetto al fai da te, perché non sempre, come vedete, il fai da te va bene per riparare le porte in casa, ma non va bene certo quando ci si affida a degli strumenti simili e quando si va a, per usare una espressione dal giuridichese, sollecitare il mercato, perché sostanzialmente questa è una sollecitazione al mercato, un'offerta al mercato, dire ragazzi, se voi mi date tot soldi io posso realizzare questa cosa e vi rendi conto tutto ciò che sto facendo. Non vorrei dire un'eresia, ma sbaglio o quel bel esoscheletro che avete fatto con AWS mi guarda veniva pure dal crowdfunding? Sono state più operazioni, C'era sia pure. c'era la parte di crowdfunding, c'era la cifra è anche parte di importante. organizzazione di attività sportive, c'era anche una parte legato ai doni solidali, quindi lì sono state più operazioni messe insieme. Sì. Anche perché l'importo era importante e il tempo era veramente poco. E quindi abbiamo cercato di lavorare su più fronti, però ha funzionato, cioè abbiamo un esoscheletro nuovo. Infatti, ma chi volesse ingaggiare le Bogas Angel, cioè voi due, Guarda, cosa si ci fa? può tranquillamente contattare o sui nostri, diciamo, canali social, Sì. quindi Boga Kenza e Boga Noemi senza problemi su Facebook, su come si dice, Instagram, su TikTok, o direttamente sui nostri siti. Il mio è www.kenzaboga.com e quello di Noemi www.noemiboga.com. C'è una Quindi fantasia. Vabbè, l'importante è farsi capire, soprattutto bravo, raggiungere dedicato. l'obiettivo. Quindi io voglio dire, avevo un amico che si era scritto un'email così complicata che alla fine se la dimenticò pure lui, però l'aveva messa nell'annuario del collegio, quindi c'è gente che da 20 anni gli manda mail che lui non leggerà mai, per cui meglio essere ben chiari. Ecco, ce l'avete un crowdfunding nel cassetto voi due? Cosa vi piacerebbe in particolare realizzare? Domani mattina vi alzate alle 7 del mattino, no, facciamo anche alle 6 perché Milano che lavora si alza prima, 6 e mezza, dai. Vi alzate alle 6 e mezza del mattino, nel momento in cui sentite il pavimento freddo sotto i piedi, arriva la scossa e cosa parte? Ma allora, se dovessi pensare a qualcosa, ti direi, ho sempre qualcosa, nel sociale. In questo momento ho in mente un progetto, ma non te lo anticipo adesso, ne riparliamo poi Quante un'altra scaramanzie non si un'altra dicono. volta che se riusciamo a portarla a casa. Facciamo i debiti Esatto, scongiuri. è un bellissimo progetto sempre legato comunque a ospedali e ragazzi legati alla Luca De Genza, quindi quello al momento ci spero, vediamo un attimo. O se no anche legato alla sostenibilità. Anche quello potrebbe essere un qualcosa di interessante da presentare sia a livello nazionale che a livello internazionale. Devo dire che anche quello mi piacerebbe, sì. E io non posso non pensare a una frase che disse Margaret Thatcher, che può sembrare la persona più lontana dal concetto di crowdfunding, ma pensateci un attimo perché è così. Quando vi fanno i discorsi, la povertà, eccetera, eccetera. La Thatcher diceva: nessuno si ricorderebbe del buon samaritano per quello che ha fatto, perché se non avesse avuto tanti soldi non avrebbe potuto farlo. È vero. È una verità. Aveva i soldi per farlo. Per farlo? Assolutamente sì. Ed è la stessa cosa, è lo stesso che diceva Madre Teresa quando le dicevano: ma chi le manda il denaro? Ha visto quello là, quell'altro? Non mi interessa da dove vengono, ma mi interessa dove vanno. Sì. A noi pure interessa dove vanno. Guarda, a casa mia si dice: i soldi non fanno la felicità, ma danno la serenità. Sì. E se tu hai un'idea
per dire imprenditoriale o che cosa, se non hai i soldi per metterla in pratica, Esatto. rimane un'idea in un Ma cassetto. la cosa buona è che adesso è possibile raggiungere questa cosa, cioè quindi il fatto magari di dire una volta si diceva: "Ah vabbè, cioè non ho abbastanza soldi, non lo faccio." E invece adesso Ti puoi mettere in non c'è gioco. più questo limite. Sì. Cioè esatto, uno si può mettere in gioco, può dedicarci del tempo, perché poi se si tratta di un progetto, di un obiettivo, di un traguardo, ci si può veramente impegnare, ci si può mettere comunque del proprio e si può raggiungere. Cioè qua non ci sono più barriere. Cioè è veramente, cioè volere potere, cioè quasi è quasi veramente tattile, si può toccare ormai questa cosa. Esattamente, insomma, se avete il coraggio di mettervi in gioco, kenzaboga.com, Eccoci. noemiboga.com e mi pare che potete provare. Nella vita è questione di coraggio e le grandi marce cominciano sempre con 10.000 passi o con un sito web da contattare. Grazie, andiamo in Grazie a te. pausa. Grazie mille. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. We don't need no education. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Che dire di più che noi adesso ci avviamo alla conclusione di questa puntata e ci diamo appuntamento ovviamente domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra l'altro domani sarete accerchiati perché non c'è solo Zoom, ma ci sarà alle 20.30 Aria Fritta, come sempre, che come sapete diciamo ha i suoi momenti di frizzi, lazzi e carabattole. Allora, noi chiudiamo la trasmissione avviandoci verso la fine con le ultime notizie. Le ultime notizie, ça va sans dire, ci arrivano dalle varie fonti internazionali che noi andiamo a... e adesso dobbiamo essere in grado di consegnarli, dice il ministro degli esteri francese. La Francia invierà 10 milioni di euro alle agenzie delle Nazioni Unite, alle ONG umanitarie per aiutare la popolazione di Gaza. Questo è quello che ha detto quest'oggi a Beirut il ministro degli esteri francese. In particolare ha detto: l'aiuto è pronto, adesso dobbiamo essere in grado di consegnarlo, è un'emergenza, ha detto Catherine Colonna in merito a questi soldi. Inoltre circa 100 francesi erano presenti a Gaza, principalmente nella parte meridionale del territorio, e la Francia sta lavorando per aiutarli a lasciare Gaza al più presto possibile. 19 cittadini francesi sono invece morti a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso, ha aggiunto la Colonna. Poi c'è stata una riunione di Biden e della Harris con il National Security Team sulla guerra con Hamas, in quel della Casa Bianca, mentre invece il capo del Mossad, il capo degli 007 israeliani, si è assunto le responsabilità degli attacchi di Hamas e ha parlato il capo dello Shin Bet, dello Shin Bet, Ronan Bar, che ha scritto in una dichiarazione
situazione, malgrado una serie di azioni che noi avevamo portato a termine, non siamo stati in grado di creare un avviso sufficiente che ci avrebbe permesso di evitare e di sventare l'attacco. La responsabilità è tutta mia, lo scimbette è il controspionaggio praticamente, lo spionaggio interno al paese. Il suo compito è quello di combattere il terrorismo. Nel discorso, nell'intervento davanti alla Knesset, che è il Parlamento israeliano, quest'oggi il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso che ci sarà un'investigazione sugli errori che sono stati commessi sia dalle agenzie di sicurezza che dalle agenzie di intelligence e che hanno portato agli attacchi di Hamas. Diamo un'occhiata invece alla BBC, la BBC alle 18:38, le forze armate, in particolare l'aeronautica israeliana, annuncia sui suoi social media che un attacco aereo ha ucciso il capo dell'intelligence di Hamas. Nel postare un video che mostrava il presunto attacco, si è detto che questo colpo è stato portato a Khan Yunis nella striscia di Gaza. La BBC però non è stata in grado di verificare queste dichiarazioni. Nel frattempo le 19:01, quindi 35 minuti fa, abbiamo l'avviso inoltre che c'è stato un attacco aereo nell'area attorno al valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto. È stato danneggiato l'edificio sul lato palestinese del valico, così come la strada. Non ci sono state notizie immediate di morti. Quest'oggi una folla si è riunita in quel del valico di Rafah perché si è parlato fin dalle prime ore del mattino del fatto che sarebbe stato aperto temporaneamente il valico nel corso di un breve cessate il fuoco. Sia Israele che Hamas hanno negato tutto questo e un portavoce delle Nazioni Unite ha detto che per il momento non c'è alcun progresso in materia. Questo è quello che succede nella parte più calda del mondo. Diamo un'occhiata anche alle notizie in Italia, via libera dalla manovra, siamo adesso sull'ANSA, taglio del cuneo asili gratuiti dal secondo figlio, le misure, 100 euro in più al mese per 14 milioni di italiani, decontribuzioni per le madri con più figli, 3 miliardi alla sanità, pensioni, spunta quota 104, il canone RAI scende da 90 a 70 euro, ma almeno una bolletta un po' meno cara, dai. Meloni, una finanziaria seria e concreta, opposizioni all'attacco, terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.6, si è verificata verso le 13:30, verso le 12:36 di quest'oggi, molte le dichiarazioni sui social, la gente si è scatenata sui social. Andiamo in giù, tra l'altro questa è la settimana dell'educazione, il mese dell'educazione finanziaria, anche per questo che abbiamo parlato e le ringrazio di crowdfunding con le sorelle Boga che sono qua ancora con me. Noi abbiamo finito per questa sera anche con le notizie dall'Italia e dal mondo, che dire di più che io vi ringrazio. Chi c'è dopo di noi stasera, maestro? Andrea Rognoni. Beh, insomma, vi lasciamo in buone mani. Per questa sera abbiamo finito, adesso abbiamo niente po' di meno che il nostro Qui Parlamento con Simona Loizzo che tiene questa, diciamo così, conferenza stampa sulla sanità per gli over 65. Poi dopodiché ci salutiamo con una bella canzone del 1981 che molti di voi ricorderanno, Little Tony, Profumo di mare, che era la sigla di Love Boat. Con l'amore io voglio giocare. Sarebbe bello riuscire a giocare con l'amore in un momento di così grande odio. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna e le sorelle Boga. Buonasera. Qui Parlamento.
Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo ritornare sulle motivazioni che mi hanno indotto oggi insomma, impegnarmi perché si parlasse di vaccini. Devo dire che dopo la pandemia noi abbiamo avuto, come diceva il nostro collega amico, una forte riduzione dei pazienti vaccinati. Questo non dipende soltanto dalla essere coinvolti in prima persona nella pandemia, ma anche aver diffuso a tutti i livelli e in varie forme una cultura antivaccinica. Quindi io sono qui per riportare il livello della discussione, avendo un parterre di grandi studiosi a livelli più elevati. Le vaccinazioni ci hanno consentito di essere un popolo più sano. Io tra l'altro ho un'esperienza personale perché dalla mia terra veniva un ministro, Giacomo Mancini, che fu promotore della vaccinazione antipolio. Mio padre era un giovane pediatra che collaborava con lui alla vaccinazione. Immaginate il contesto di 50 anni fa in una regione come la mia, la Calabria, che dal punto di vista delle distanze, dei paesini arroccati a 800 metri, erano popolazioni infantili, devo dire, veramente irraggiungibili. Quindi io sono figlia di una cultura che dà alle vaccinazioni estrema importanza e bisogna che noi è necessario che noi riconosciamo l'utilità dei vaccini e li promuoviamo. Io sono peraltro un medico e quindi da medico scienziato ritengo che questa cultura chiunque la persegua va sconfessata. Poi è anche vero che abbiamo avuto una campagna di vaccinazione per il Covid rapidissima, un vaccino prodotto rapidamente ed è per questo che noi abbiamo anche poi promosso la rolling review, cioè nella commissione, se ci sarà, di inchiesta per il Covid, un articolo che riguarda il monitoraggio delle sindromi post-vacciniche. Quindi dobbiamo avere sempre una mentalità neutrale, però i vaccini servono e il vaccino antinfluenzale ci consente oggi di antagonizzare un numero di morti che va da 4.000 a 8.000 pazienti. Come diceva D'Amico, il paziente fragile è il paziente over 65, il paziente anziano, il paziente cronico con diabete, obesità, con malattie cardiovascolari e tra l'altro l'influenza ha un costo anche economico sul sistema sanitario nazionale, ma non solo, sul numero di giorni che si perdono ogni anno nella pubblica amministrazione o in tutti i contesti in cui ovviamente ci si assenta per sindromi influenzali. Con questi brevi spunti di riflessione vi lascio e devo dire do il benvenuto agli amici Ricciardi e Bernabé che sapranno molto bene descriverci la situazione ad oggi. Speriamo di rivederci in un contesto da qui a breve per capire quale sarà poi l'esito della campagna vaccinale di quest'anno. Diamoci appuntamento l'anno prossimo per fare i conti con i risultati. Grazie. Grazie a lei onorevole, grazie molte. Allora, il presidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, l'onorevole Presidente, noi siamo stati 2 anni di disinformazione sui vaccini. L'onorevole prima accennava alla Rolling Review
che ha fatto l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ed è un processo scientifico. Non è che rolling review vuol dire dateci, portateci un po' di carote, zucchine e patate che facciamo il minestrone. Non è stato così, nel senso che loro hanno analizzato in filiera tutti i dati real time, real life che arrivavano. Dunque, vaccini efficaci e sicuri, 15 miliardi di dosi nel mondo, effetti collaterali la maggior parte, cioè oltre il 99% banali, un arrossamento, 20 milioni, dice l'OMS, di vite salvati da questi vaccini. Grazie Presidente. Grazie a lei, buongiorno a tutti, grazie a Simona Loizzo per aver organizzato questa conferenza che è una importante opportunità. La presenza e il contributo qualificato di grandissimi esperti, quali sono quelli seduti oggi al tavolo, consente di dare ulteriore slancio a questo piano vaccinale, a questa campagna che è oltremodo necessaria. I numeri di cui ha parlato sono numeri che da soli dovrebbero bastare a convincere anche i terapiatisti più convinti, insomma, perché quando si pensa che il vaccino Covid, che peraltro è arrivato in una arco temporale di tempo che era impensabile, che nessuno si immaginava potesse essere raggiunto, perché normalmente per studi di questo tipo, potranno confermarlo gli esperti, ci vuole qualche anno, ci vogliono un paio d'anni, insomma arrivare al vaccino in 10 mesi è stato un risultato straordinario ed è quello che ha salvato milioni e milioni di persone, ha salvato il mondo da un flagello che ci avrebbe costretti a condizioni ben più critiche. Quindi noi parliamo oggi e facciamo riferimento al Covid, perché il Covid insomma l'abbiamo patito tutti e sappiamo quali sono le conseguenze che ha portato, ma ci sono tante altre, mi permetto di chiamarle pandemie, nel senso che ci sono tanti altri flagelli dal punto di vista della salute umana. E quello dell'influenza non è da meno, non è altrettanto pericoloso, così come condivido molto quella impostazione legata alla terminologia. Io sono tra i fragili, non mi sento fragile, devo ragionare in quei termini, perché il raggiungimento alla soglia dei 60 anni ho iniziato effettivamente a fare il vaccino anti-influenzale. E oggi la nuova campagna ha una serie di opportunità, presenta una serie di opportunità straordinarie che dovrebbero consentire di arrivare in modo capillare, di raggiungere quelle zone, quelle persone che sono più difficilmente raggiungibili, con una flessibilità anche che è data da un work in progress, quindi da una possibilità di flessibile, di aggiustare il tiro per essere sempre più precisi. Allora, il contributo di oggi è un contributo che aiuta molto questo percorso. L'ultima considerazione è la prevenzione, la diagnosi precoce. Cioè, oggi gran parte della sfida sulla salute si gioca proprio su questi punti chiave. Che diventano assolutamente decisivi e sta cambiando il paradigma con il quale veniva anche considerata quella che era la spesa sanitaria, perché sino a qualche anno fa l'idea era che quello fosse un costo fine a se stesso, certamente necessario, certamente utile per far fronte ai problemi della salute, ma oggi c'è maggiore consapevolezza del fatto, e l'abbiamo vissuto anche grazie alla spinta del Covid, perché il Covid ci ha fatto capire quanto la mancanza della salute incida sul quotidiano, quanto possa essere drammatico anche sull'economia, un crollo verticale del PIL, il mondo che si è fermato. Allora la sfida dei vaccini consente da questo punto di vista di confermare quel nuovo paradigma che vede il costo della spesa per la sanità non più intesa come un costo, bensì come un investimento, perché è verissimo quello che dice e i numeri danno ragione. Quando si è colpiti da una malattia, le conseguenze dirette e indirette importanti. Qui
Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive